Amici bellini, questo video non vuole ribadire quello che è già ovvio, mi sembrerebbe ridondante, inutile, anche ridicolo, però c'è questa iniziativa di cui si parla, vi volevo dire una cosa, comincia... Allora, diamo il benvenuto a Franchino, il video vi arriva tardissimo perché non ci doveva essere bisogno di aggiungere altro, ma ce l'abbiamo fatta! Lasciate un like perché qua Jesus è diventato lui il problema, ce l'abbiamo fatta finalmente, abbiamo ribaltato, la vittima diventa lui il problema, il carnefice, e quindi dopo aver messo in discussione io se non ho le prove, perché devo stare a sentire a Juan Jesus se non devo stare a sentire ad Acerbi nella ricostruzione, lo ricordiamo benissimo, prima chiede scusa in campo e dice ma io non sono, per carità, c'ho pure Thuram, quando mai non lo sono, quindi praticamente lo hai, ammetti quello che hai. Dopodiché il silenzio, poi viene raggiunto dalle telecamere e dice no, io non ho detto niente. Dopodiché l'ultima versione, dopo quello che aveva detto all'Italia, l'ultima versione all'Inter dice io ti faccio nero. Io ti faccio nero, tra l'altro, minaccia dal regolamento, si espelle. Poi se non se ne accorgi in campo te ne devi accorgere dopo, lo devi comunque squalificare dopo. Linguaggio, questo è dal regolamento dell'AIA: usare un linguaggio o fare gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi quale provvedimento, ogni condotta, compresa l'esibizione di slogan, scritte o immagini che rechi minaccia, offesa, denigrazione o per insulto per qualsiasi motivo, colore, religione, sesso, nazionalità eccetera eccetera, o configuri propagande ideologiche vietate eccetera eccetera, comportamenti discriminatori, l'uso di linguaggio, gestualità oscene, volgari, scurri. Signori, al verificare di infrazione constatate direttamente o su segnalazione, l'arbitro deve espellere dal recinto di gioco il responsabile. Quindi, se la nuova difesa di Acerbi, che non regge, ma che fa ridere, cioè, ti faccio nero, è minaccia. È minaccia vera e propria, comunque non ci siamo, vogliamo togliere il cioè ci hai pensato per 2 o 3 giorni, gli avvocati o l'Inter stesso hanno detto guarda, l'unica frase che può assomigliare a livello fonetico, così diciamo che Juan Jesus non ha capito e ha frainteso, è questa, perché poi le varie battute, no? Sei sceso dal pero, ti facevo un uomo vero e tutta una serie di altre battute che fanno più o meno ridere, ma non ci siamo, quindi anche questa che è ridicola e non regge, non ci siamo, ma il problema è un altro. Sui giornali, perché io non lo so quale ho messo come copertina. Signori, Acerbi, no? E Juan Jesus, Acerbi ha sconfitto il male e ingabbiato Holland, nulla gli fa più paura, è un eroe! Lo state descrivendo come un eroe nazionale, è incredibile! Juan Jesus, di buona famiglia, brasiliano d'Italia, odia le ingiustizie. Quando si dice di buona famiglia, lo sapete cosa si intende, no? Di buona famiglia significa non hai sofferto la fame, significa che non è che non sei Osimhen, che hai sofferto la fame e quindi dobbiamo compatire. È di buona famiglia, quindi tiene pure i soldi, nessuno ti deve difendere. Acerbi ha sconfitto il male, cioè hai sconfitto il male, quello che lo sappiamo, il problema che ha avuto, di conseguenza non può essere. Siamo al ridicolo più assoluto. Ma quello che vi volevo dire, che è importante, e che leggevo qua, me lo sono fatto mandare su Twitter perché l'iniziativa, ecco perché poi noi siamo sensibili, ci ricordiamo che quando successe con Koulibaly, ricordate, ci mettemmo tutti la maschera di Koulibaly, va bene, va benissimo, va più che bene, tutte le iniziative che significa essere vicini a Juan Jesus sono apprezzabili e il ragazzo le apprezzerà. Non facciamo però un errore grave che fuori dai confini italiani viene visto come una cosa peggiore, perché purtroppo voi non avete il mio algoritmo. Il mio algoritmo è mischiato tra Italia e estero, no? È in America. E quindi io so come reagisce il mondo rispetto a certe cose che per noi sono innocue, sono assolutamente... Ve lo ricordate il bambino che a Carnevale si travestì da Osimhen? Benissimo, una bellissima cosa, un gesto simpatico. Osimhen stesso lo ha apprezzato. Non è vista come una cosa cattiva, assolutamente. Dipingersi la faccia di nero, e ne ho parlato a fondo
sfondo con amici su Twitter è visto come offensivo, blackface si chiama, ed è offensivissimo per tutta una serie di problemi culturali dell'epoca, perché per esempio a teatro si continuavano a utilizzare gli attori bianchi, e come si faceva anche per le donne, no? Si mettevano le parrucche e facevano tutti i bianchi attori maschi, idem si dipingevano di nero e facevano le cose. Non è più accettabile, lo volete capire che non è più accettabile, che dobbiamo renderci conto dove siamo e in che mondo siamo e in che ora, in che anno siamo. Quindi se pure l'idea, perché qua la porta Taormina, io non lo so se ci sta pensando il tifoso me, la maschera va benissimo, un segno così nero va benissimo, tutti i simbolismi va benissimo, non vi permettete di dipingervi tutta la faccia di nero perché è peggio. Non per Juan Jesus, insisto, e se non ci arrivate non ci posso fare niente, per come viene poi visto nel mondo, perché nel mondo queste notizie arrivano, non le approfondiscono e facciamo peggio. Facciamo peggio noi, quindi ci rendiamo... Non è questione di rendersi ridicoli, è questione di rendersi ignoranti, cioè non sapere come nel mondo certe cose. Si può ricollegare al fatto del TikTok, che non era sicuramente con intenti razzisti offensivi, ma così è stato percepito. Allora, visto che siamo nel mondo in cui siamo, è from Napoli to the world, no from Napoli to Napoli, perché a Napoli non viene visto male se ci facciamo così, mentre nel mondo verrebbe visto male. E poi hai voglia a fa parlare Juan Jesus di nuovo, io non mi sono offeso, lo ha fatto anche Osimhen, nel frattempo i nigeriani ci hanno bollati, quindi non facciamo errori, va benissimo la maschera, va benissimo sbandierare bandierine nere, tutto quello che vuoi tu, non fate l'errore di dipingervi assolutamente tutta la faccia, perché è peggio della pezza, no? Tutti la stanno pigliando sta cosa, che la pezza è peggio della toppa, è peggio del buco, vediamo di non fare errori, perché già siamo arrivati a una situazione ridicolissima. Visto che non li hanno sentiti la procura oggi, io non ne vorrei parlare più, però se questo cerca di prendere in giro la nostra intelligenza e dice no, ti ho fatto vuol dire che dobbiamo parlarne ancora, e mi viene da ridere, un riso amaro, è un riso, mi arrendo, cioè non riesco più a comprendere come mai poi il resto del calcio. Io leggo gli interisti che giustamente con la sciarpa al collo devono difendere fino alla fine, va benissimo, stanno facendo vedere il momento in cui c'è stato uno spintone, lui che lo tira a terra, Juan Jesus gli dà la spallata, e in quel momento probabilmente sono volate le parole di Acer. Benissimo, e allora? Cioè, la motivazione che ti porta a non giustifica niente, quindi che cosa? Smettetela di arrampicarvi sugli specchi, bastava fare una cosa solo, in quel momento, e Juan Jesus già ti aveva perdonato. In quel momento mi è scappata una cosa che non fa parte di me, chiedo scusa, ho dato un cattivo esempio, non lo rifarò più, basta, finiva lì, signori, finiva lì. Invece se tu prima chiedi scusa, poi neghi, poi aggiungi e cambi le parole, poi farai finta che il Napoli sta postando dei video, ha portato un altro video di Juan Jesus, sta girando un altro video dove molti sono intervenuti, siamo tutti Juan Jesus, hashtag, tutto bene, tutto benissimo. L'Inter deve dare l'esempio e deve ammonire almeno verbalmente il proprio giocatore. Il giocatore deve dire: ho sbagliato, sono umano, mi è uscita una cosa che non esiste proprio, e andiamo avanti. Ma se continuate a fare finta che è Juan Jesus che è pazzo e che se l'ha inventato, vi qualificate, vi qualificate per quello che siete effettivamente e vi vengono a prendere. In America non si scherza, quindi attenzione, non facciamo scherzi con la blackface, perché non esiste proprio. Qualsiasi altra iniziativa, gli hashtag, i video di solidarietà come hanno fatto molti ex giocatori, Gulam, ho visto, Swok, Modern Vino, va tutto bene. Non fate l'errore quello là così, perché nel mondo, anche se è in buona fede, nel mondo non viene percepito bene e facciamo una figura. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani ci saranno anche partite e ne parleremo, perché insisto, qua dice Taormina che Juan Jesus gli ha mandato un WhatsApp a Spalletti. Spalletti, se non prendi poi una posizione definita, perché l'avete cacciato, però avete mantenuto la cosa, però non lo so, io ho sentito solo una campana. Se non prendi una posizione definita, mi dispiace, ma
tatuaggio è buono, io tifo contro l'Italia e non l'avrei mai voluto pensare, ma prima della squadra, prima dei colori, per me è importante supportare gente, uomini veri che di fronte a certe cose dicono le cose come stanno, altrimenti io tifo contro e mi prendo tutte le mie responsabilità. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vai, i like sono per Juan Jesus, non per me. Sciare di una